Oggi la chiesa celebra San Folco Scotti. Il nome Folco deriva dall'antico tedesco e significa combattente per il popolo. Il 26 ottobre si celebra la giornata mondiale per l'amiloidosi, per informare e creare consapevolezza. L'amiloidosi è una malattia rara che si caratterizza per l'accumulo di proteine anomale prodotte dall'organismo, interrompendo il normale funzionamento di organi vitali come cuore, reni e sistema nervoso. Recentemente sono stati approvati nuovi farmaci che offrono trattamenti più efficaci e diversi approcci per combattere questa malattia, ed è importante educare il più possibile sui sintomi e le sfide affrontate dai pazienti. A pochi mesi dalla pubblicazione del loro quinto album Help, i Beatles diventano ufficialmente membri dell'Ordine dell'Impero Britannico, ricevendo una delle onorificenze più importanti del Regno Unito. Nominati baronetti di Liverpool dalla regina Elisabetta II in persona, il 26 ottobre del 1965 segnano per sempre la storia della musica britannica. La notizia fa impazzire il pubblico, mentre alcuni funzionari di Stato, indignati, rinunciano al titolo e restituiscono al governo la propria medaglia. Ma che differenza c'è tra massa e peso? Se la massa di un oggetto rimane sempre uguale, il peso può variare a seconda delle condizioni in cui ci troviamo, cioè dipende dalla forza di gravità, quindi dal pianeta in cui ci troviamo. Sui pianeti più piccoli della Terra si peserebbe meno, mentre su quelli più grandi, come Giove, molto di più. A causa della forma della Terra, non perfettamente sferica, possiamo inoltre constatare che la forza peso è maggiore ai poli e minore all'equatore. Buona domenica ai 12, i magnifici trigoni nei segni d'acqua fanno un po' sognare guardando lo zodiaco con gli occhi di un astrologo, ma la luna oggi è un po' confusa, quadra con Saturno e Nettuno, una luna che già detesta l'idea che domani si deve tornare al lavoro. Ariete, proprio voi siete tra quelli che non vorrebbero mai interrompere questo weekend, forse perché siete veramente stanchi e avete bisogno di riposare, non pensate a domani, godetevi l'oggi in famiglia, tra l'altro sarete molto bene anche con il partner. Toro, la vostra giornata è una giornata di pianeti in opposizione e di lune un po' sfuggenti ed imprecise, ma riuscirete a passare dei momenti molto piacevoli e divertenti in compagnia di amici, coinvolgendo anche la vostra famiglia o i vostri partner. Gemelli, una giornata davvero molto interessante, visto che la Luna si oppone e Nettuno la confonde ancora di più. Quindi oggi non prendete tutto alla lettera e invece che immaginare chiedete un po' ai diretti referenti cosa accade. Cancro, una giornata oggi che vede la vostra luna un po' confusa, quadrare con Nettuno ed essere più emotiva del solito, ma ci pensa Giove a sistemare tutto con degli ottenimenti felici e pratici che vi fanno comunque gioire. Leone, luna di trigono per voi, vi godete il meglio della luna e una certa allegria domenicale che vi lascia un riposo e un allegro andante molto piacevole nella vostra vita. Oggi Leone hanno voglia di ridere, sono divertenti. Vergine, per voi è quadratura. L'umore oggi non è dei migliori, ma avete dalla parte vostra 3 amici in Scorpione che vi aiutano comunque a uscire, a distrarvi, a comunicare. Bilancia, Venere si rifiuta ancora di parlare a tutto il resto dei pianeti. Cosa accade in Bilancia? La Bilancia che ha bisogno di fare un punto della situazione, che ha bisogno di guardare dentro se stessa per capire se i suoi sentimenti sono sempre quelli.
su cui vuole scommettere ancora una volta. Scorpione, oggi una giornata molto intensa, una domenica di quelle in cui può succedere di tutto, tra visite, amici, sorprese improvvisate. Beh, godetevi questa fantastica domenica. Sagittario, con una luna un po' affranta, con una luna un po' emotiva. Oggi le emozioni potrebbero dare dei problemi, oppure potreste commuovervi, oppure potreste avere una soglia di sensibilità molto molto più ampia del solito. Capricorno, ecco, il vostro pianeta Saturno sembra stare bene dove sta, creare dei trigoni e dei dialoghi meravigliosi con tutti gli altri pianeti. Un Capricorno tattico, con una luna sempre pensierosa e sospettosa. Coraggio, si sa che il lavoro è il vostro più grande amore. Domani dismetterete quel muso e tornerete nel vostro mondo a lavorare. Acquario, per voi oggi le tensioni planetarie si fanno molto più gestibili. La luna è amica, seppure un po' confusa, ma vi suggerisce una serie di cose, vi dà degli assist, dei suggerimenti, vi bisbiglia qualcosa all'orecchio, sappiatelo cogliere. Pesci, per voi oggi la luna in quadratura e quadra proprio con Nettuno, il vostro pianeta, per cui oggi un po' di confusione emotiva o qualcuno a voi di caro potrebbe avere bisogno di supporto emotivo e morale. Con la caduta del regime fascista, il governo provvisorio degli alleati decise di cancellare tutti i simboli del ventennio. Così nacque una nuova azienda che, grazie al contributo di numerosi intellettuali, cercò un rilancio dei contenuti liberandoli dall'ideologia fascista e rinnovando i linguaggi. Con il decreto del 26 ottobre 1944 la vecchia denominazione dell'EIAR venne mutata in RAI, allora Radio Audizioni Italiane, oggi RAI Radio Televisione Italiana. Ci sono situazioni in cui qualcosa ci mette fortemente a disagio, quei momenti in cui l'imbarazzo è talmente forte che proprio vorremmo scappare via. In inglese questo particolare sentimento si rende con l'espressione get egg on your face, letteralmente traducibile con prendere l'uovo in faccia, cosa che proprio piacere non fa. Il folle di cui parleremo oggi è lo scrittore e poeta russo Andrei Bely. Accanto agli studi di matematica e filosofia, coltivò un interesse per l'occultismo e divenne amico di un mistico. Nonostante la sua vocazione da profeta, in realtà sbagliò tutte le sue previsioni. Ripose molte speranze nella rivoluzione del 1905 e di nuovo nella rivoluzione bolscevica, viste come l'inizio di una nuova era caratterizzata da una rinascita spirituale del suo paese. Dopo i fallimenti di entrambe, ebbe una profonda delusione e trascorse gli ultimi anni guardando con sospetto al regime. Ci salutiamo con la frase del giorno. Le donne costituiscono la miglior riserva di talento mai sfruttato. E con questo il nostro appuntamento di oggi termina qui. Buona giornata e a domani!